Quest'oggi e oggi ho pensato a questo signore che si chiama Leonardo Pisano, detto anche Fibonacci, conosciuto meglio come Fibonacci. Ne avete sentito sicuramente parlare per la sua famosa serie. Adesso è il mio computer, eccolo qua. Leonardo di Pisa, detto Fibonacci, si pensa sia nato intorno al 1170 nella Repubblica di Pisa, emigra in Algeria perché il padre era un diplomatico e un commerciante, quindi viene inviato in Algeria e quindi è stata la sua fortuna perché qui comincia ad imparare il sistema numerico decimale, che è quello che usiamo ancora oggi. Chiaramente mentre viaggiava per affari nel Mediterraneo comincia a studiare la matematica araba e scrisse un libro in latino, il primo, intitolato Il Liber Abaci, in cui spiegava il nuovo sistema numerico, mostrava come usarlo in contabilità, conversione di peso, valuta, tassi di interesse e molte altre applicazioni. Perché questo libro però è importante per noi, diciamo così, così per dire? Perché nel libro si trova il problema della popolazione di conigli ed è il primo modello conosciuto, se vogliamo, di dinamica di popolazione. Il problema recita così. Un tale mise una coppia di conigli in un luogo completamente circondato da un muro, per scoprire quante coppie di conigli discendessero da questa in un anno. Per natura le coppie di conigli generano ogni mese un'altra coppia e cominciano a procreare a partire dal secondo mese dalla nascita. Calcolare il numero di coppie a fine anno. Il problema lo lascio risolvere a voi. Vi dico solo che se gli australiani avessero tentato di risolvere questo problema prima di importare 24 conigli, oggi non avrebbero una popolazione di 200 milioni. Quindi è tutto detto. Fibonacci scrisse tantissimi altri libri e addirittura la sua reputazione di matematico lo portò ad un incontro con l'imperatore Federico II e finalmente nel 1240 la Repubblica di Pisa gli assegnò addirittura una pensione annuale che gli permise così di smettere di lavorare e di dedicarsi totalmente alla matematica. E l'anno della sua morte è sconosciuto, il Fibonacci. Allora, riassunto delle puntate precedenti. Eravamo rimasti a fare un po' di matematica statistica. Abbiamo visto la regressione lineare semplice, la regressione non lineare, la trasformazione dei dati. In particolare la regressione polimoniale, la correlazione non lineare, la funzione monomolecolare, la logistica, la Gompertz, la Chapman e la doppia Gompertz. Eravamo poi arrivati alle cosiddette curve a campana. Abbiamo visto perché ci serve questo tipo di curva, come si può fare a interpolare i dati con una funzione a campana, quindi usiamo una beta semplice, una beta un po' più complessa, una funzione di Logan, una funzione di Brière, ce ne sono tantissime comunque di queste funzioni. Ricordatevi sempre che però bisogna utilizzare una funzione, in questo caso nelle curve di, che chiamiamo così familiarmente a campana, dei parametri che abbiano un significato biologico, cioè che interpretino un pochettino le caratteristiche del fattore che noi andiamo, di cui vogliamo creare la correlazione. Abbiamo visto che la maggior parte delle funzioni che utilizziamo possono essere linearizzate, quindi possono essere risolte con un sistema, con una regressione lineare semplice e poi ritrasformate per dare origine di nuovo alle curve originali. Quindi abbiamo una funzione lineare a più b per x, la iperbolica, l'esponenziale, la monomolecolare, la logistica, la Gompertz e la funzione di Richard e la sua modificazione è quella di Richard Chapman. Continuiamo un pochettino nel nostro excursus, nella cosiddetta, io l'ho chiamata manipolazione, in realtà non ha un'accezione negativa, ma intendo con manipolazione un pochettino divertirsi con i dati, ecco, diciamo così.
E vediamo in particolare come si fa una correlazione con più parametri. Abbiamo visto fino adesso la correlazione tra una x e una y. Quindi asse della x e x, asse delle ordinate y. Vediamo adesso come si fa una correlazione quando abbiamo più di un parametro, quindi più assi x, chiamiamole così, un asse, asse x e un asse z. La prima che vediamo è la regressione multipla. La regressione multipla, vediamo in questo esempio soltanto la lineare. In realtà potete fare una regressione multipla con qualsiasi tipo di formula. Alcune sono usate e le vedremo poi comunque in seguito. La regressione lineare multipla ha questa forma, vedete? Praticamente esiste una funzione, un parametro che si chiama z. Questo parametro z è dipendente da una costante più parametro per asse x1, più parametro 2 per asse y1, più parametro 3 per asse x2, più parametri per teoricamente infiniti combinazioni di parametri e assi. La seconda combinazione che vediamo tra due variabili è poi la response phase, la superficie risposta, ma la vediamo dopo. Approfondiamo, ecco, questa la superficie risposta la vediamo dopo. Approfondiamo un attimo però soltanto la regressione multipla perché è interessante, perché è preludio di un'altra cosa. Innanzitutto, come facciamo una regressione multipla? Allora, era un po' che non parlavamo di dolci, abbiamo parlato del tiramisù e questa volta parliamo della torta di mele. Cosa ci serve per fare la torta di mele? Uova 2, zucchero 200 grammi, sale, un pizzico, burro 100 grammi, cannella in polvere mezzo cucchiaino, un limone, 250 grammi di farina 00, lievito in polvere per dolci. Chi entra in questo momento a vedere le lezioni penserà ho sbagliato canale, però mi dispiace, non sono la Clerici, ma comunque mi piace cucinare, questo l'avete capito. Allora, eravamo rimasti al lievito, 16 grammi, latte intero, mele renette. Praticamente noi quando facciamo questa regressione, questa ricetta, scusate, è come se facessimo una regressione multipla, perché come risultato noi vogliamo avere la torta di mele. E la torta di mele a cosa è uguale? Alla combinazione di tutti questi fattori. Quindi mele 700 grammi, uova 2, zucchero 200, sale. È chiaro che matematicamente non ci sta insieme tutta questa roba. Io faccio questi esempi per tentare di spiegarvi il più semplicemente possibile delle cose un po' più complicate e renderle magari un po' meno noiose. L'interessante è che la regressione lineare semplice, la regressione, scusate, lineare multipla, è il preludio a un'altra cosa molto importante in statistica, che è la cosiddetta analisi della varianza. La ANOVA. Cosa fa l'analisi della varianza? L'analisi della varianza praticamente confronta, l'avrete fatta sicuramente magari con dei dati di prove di campo, confronta diversi fattori che hanno un'influenza più o meno significativa su un determinato prodotto che vogliamo ottenere. E la cosa interessante è che, per esempio, facendo l'analisi della varianza, tanto così per rimanere un po' spiritosamente, della nostra torta di mele, cosa succede? Se io cambio la quantità di mele, anziché 700 grammi ne metto 600, probabilmente non ho un effetto significativo, nel senso che il sapore della mia torta rimane probabilmente molto lo stesso. Ma se io tolgo la cannella, cambia completamente, o no? Perché la torta di mele con la cannella ha un certo sapore, ha un certo gusto, la torta di mele senza cannella non ha quel gusto lì. Quindi probabilmente la cannella ha un effetto significativo. Quindi approfondite voi il resto dell'analisi della varianza statisticamente. Io non mi addentro perché sennò altrimenti ci vorrebbe di nuovo un'altra ora e siamo già un po' tirati. Abbiamo visto la regressione quindi lineare multipla. Come vi dicevo, potete fare anche la regressione multipla anche con le altre funzioni.
con la logistica, per esempio, ma la faremo con la logistica perché ci interessa per valutare degli altri parametri. Adesso vediamo la cosiddetta, come si chiama, la response surface, ovvero il grafico superficie risposta. Che cos'è? Innanzitutto partiamo da un dato di fatto che una correlazione ha due variabili. In questo caso noi la vediamo rappresentata bidimensionalmente. In realtà qui dovete immaginare con un po' di fantasia le dimensioni sono 3, perché abbiamo nell'asse X le ore dopo l'inoculazione. Scusate, innanzitutto questi sono dati germinazione di spore di ruggine bruna della segale, inoculate in capsule Petri a temperatura costante 5, 10, 15, 20, 25, 30 gradi. Quindi abbiamo asse delle X, le ore dopo l'inoculazione, l'asse delle Y, in questo caso non è questo qui, ma questo, cioè le diverse temperature, e l'asse Z, opla, sono andato troppo avanti, l'asse Z è la germinazione in percentuale. Già da questo grafico noi possiamo vedere come praticamente le spore reagiscano a una determinata combinazione di temperatura e ore. In questo caso, siccome sono in capsule Petri e il lagar è semiliquido, possiamo paragonarle ad un effetto bagnatura fogliare. Quindi praticamente vediamo come reagiscono le spore, la germinazione delle spore a diverse temperature e a diverse ore di bagnatura fogliare. Se noi estrapoliamo ogni singola curva da questo grafico, otteniamo un grafico singolo per ogni temperatura. Quindi vediamo che praticamente a 5 gradi la germinazione arriverà a un massimo di 50%, a 10 gradi siamo all'80%, a 15 gradi quasi il 90-99%, a 20 gradi 90% e poi vedete che a 25 gradi torniamo a ridiscendere fino ad arrivare a 30 gradi in cui praticamente, guardate l'asse, arriviamo al 4% di germinazione e i dati non c'è praticamente correlazione tra i dati, perché i 30 gradi di fatto è un po' al limite anche dell'esperimento, perché le capsule Petri in camera climatica oltre le 2 ore a 30 gradi seccano, quindi di fatto non... Ma io l'ho messa perché è interessante vedere che a volte bisogna prendere anche i non risultati come risultati per avere comunque trarre delle conclusioni. Quindi praticamente cosa succede? La germinazione, abbiamo visto, è dipendente da temperatura e bagnatura fogliare. Ora, i dati che abbiamo visto qua sono tutti stati interpolati, vedete questa linea tratteggiata nera, con una funzione di Richard Chapman. E la funzione è questa qua, y optimum per 1 meno esponente elevato meno esponente r moltiplicato x per elevato 1 diviso 1 meno m. E questi sono i coefficienti delle singole funzioni. Li vediamo così tanto per avere grosso modo un'idea di come funziona una correlazione multipla di questo tipo. Allora, vedete che praticamente quasi tutti i parametri sono significativi, quindi vanno bene, perché il valore di P è minore di 0,001. Abbiamo, scusate, chiaramente deve essere minore di 0,05, quindi anche questo va bene. Abbiamo una leggera non significatività del parametro M a 15 gradi e vedete a 30 gradi quei dati famosi che non erano per niente messi insieme, abbiamo soltanto l'y opt correlato significativo e chiaramente anche il coefficiente di determinazione molto basso. Quindi di fatto questi 30 gradi lasciano un po' a desiderare. Questa era, l'abbiamo vista, l'interpolazione con i dati della temperatura, perché avevamo le diverse curve.
La germinazione delle spore, abbiamo visto, però è dipendente anche dalla bagnatura fogliare. Quindi bagnatura fogliare uguale, adesso io l'ho cambiato, germinazione bagnatura fogliare uguale germinazione optimum per 1 meno esponente meno R per bagnatura fogliare elevato 1 diviso 1 meno m, questa è la nostra funzione che abbiamo utilizzato. Adesso facciamo un piccolo trucco, nel senso che mettiamo tutte le funzioni che abbiamo trovato su un grafico bidimensionale. Vedete qua, ore dopo l'inoculazione, quindi bagnatura fogliare, germinazione. Adesso prendiamo questo grafico e lo facciamo ruotare piano piano. Vedete che a un certo punto il grafico si posiziona, eccolo qua, come adesso all'asse delle X, anziché avere la bagnatura fogliare, abbiamo la temperatura. Ma cosa succede? Che se io vado a vedere dove arrivano le funzioni è il massimo che ottengo con la funzione di Chapman per le singole funzioni. Quindi, di fatto, la correlazione con la temperatura non è nient'altro che una curva a campana. Lo ripeto così mi piace questa animazione. Giriamo il grafico e ci ritroviamo con la curva della temperatura. Quindi cosa possiamo fare? Semplicemente possiamo prendere il nostro y-opt, il massimo delle funzioni delle singole curve di germinazione dipendente dalla bagnatura fogliare e le interpoliamo con una funzione beta complessa. In questo caso la funzione beta, vedete qua, in questo caso cosa interpoliamo? L'effetto della temperatura, però è il famoso G-opt, uguale, in questo caso y-opt per quanto riguarda la temperatura, per tutte le combinazioni di temperatura. Questo G-opt andiamo a sostituirlo nella funzione della bagnatura fogliare. Quindi praticamente sostituendo questo con questo, io ottengo tutto insieme. E addirittura posso fare un'interpolazione sola. Questa è semplicemente il dato esatto dell'interpolazione. Tutti i parametri sono significativi, a parte questo n che è leggermente più grande di 0.005, però va bene comunque lo stesso. E di fatto abbiamo, come ripeto, questa situazione. La formula GBF, bagnatura fogliare, dipendente da optimum per eccetera, quindi la Chapman. Andiamo a sostituire Gopt con Gtemp, perché Gopt abbiamo visto è funzione della temperatura. Gtemp è questa altra formulaccia qua. La G, germinazione dipendente da temperatura e bagnatura fogliare, non è altro che uguale alla Gtemp, temperatura, per la G di bagnatura fogliare. Come vi ripeto, possiamo, con un programma di statistica, interpolare i dati tutti insieme. Io qui ho fatto due cose separate, cioè ho interpolato prima tutte le bagnature e dopo la temperatura. Possiamo fare la stessa cosa utilizzando un programma di statistica, buttandoci dentro questa formulaccia qui tutta intera, e mi viene fuori cosa? Che praticamente tutti i parametri sono significativi. Il coefficiente di determinazione è quasi perfetto e vedete riesce anche a, come si dice, stimare i valori cardinali, quindi avremo una minima di 3.8, optimum 16.7, la massima è 30. E di fatto il risultato è questo qua. Questo si chiama appunto grafico
temperatura risposta, superficie risposta, perché si vede quello che noi facciamo, i punti sono i nostri dati e questa è la superficie, in questo caso non è una linea che passa tra i punti, ma è una superficie che passa tra i diversi punti. E qui vediamo l'effetto, da questo lato la bagnatura fogliare, ho dimenticato di tradurlo, chiedo scusa, bagnatura fogliare, quindi una funzione di sigmoide, una funzione di Chapman, e questo lato che è la temperatura è una funzione beta, funzione a campana. Capolinea per quanto riguarda questa parte, in realtà adesso noi andiamo avanti e abbiamo visto che fino adesso praticamente siamo arrivati a capire più o meno quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per poi procedere con la nostra, con i nostri modelli. Adesso però dobbiamo parlare dove andiamo a prendere questi benedetti dati. Quelli che abbiamo visto prima, per esempio, sono i risultati di un esperimento di laboratorio. Purtroppo non abbiamo sempre questa possibilità, cioè non possiamo avere a disposizione sempre dei laboratori per fare i nostri esperimenti che ci interessano. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un viaggio nel tempo. Come si fa un viaggio nel tempo? A parole è molto semplice. Si prende un'astronave, questa è la mia preferita, per chi non la conosce questa è l'Enterprise NCC 1701A, una delle prime, e praticamente si prende un'astronave, ci si fa invitare dall'equipaggio, grazie per il passaggio, si parte in direzione verso il Sole a velocità curvatura massima, si gira intorno al Sole e poi, se si è fortunati, si capita nel 1968. Andate a cercare questi episodi della serie Star Trek se vi piace, perché sono spassosissimi, quando tornano indietro nel tempo. In realtà noi torniamo indietro nel tempo molto più semplicemente andando in una biblioteca e andando a fare una breve ricerca bibliografica dei testi che ci interessano per trovare questi benedetti dati che ci interessano. Io però prendo ancora una cosa da Star Trek, in realtà l'ho inventata io, però mi piace utilizzarla così, e ho chiamato questo decalogo, +2, poi vediamo perché, dell'Accademia delle Scienze del pianeta Vulcano per effettuare la ricerca dei dati scientifici. Sono un pochettino le regole. Primo, ricordatevi sempre l'analisi del sistema e la traccia che si deve seguire per raccogliere i dati per il nostro modello. Quindi avere bene in mente, bien chiaro, che cosa vogliamo fare, quali dati servono. Punto numero 2, cercare di semplificare le relazioni complesse quando pensate che i dati non potrebbero essere disponibili. Pensiamo per esempio a un processo, poi lo vedremo più avanti, di infezione che comporta la germinazione delle spore, la penetrazione, la formazione dell'appressorio. Ci sono tutti questi dati in letteratura, siamo sicuri? Probabilmente no. Quindi dovremmo adattare un pochettino i dati che troviamo. Il 3, cercare prima le relazioni semplici tra il patogeno e i suoi parametri. Ad esempio, quale influenzerà la temperatura, quale influenzerà la bagnatura fogliare. Numero 4, se possibile trovare più fonti per lo stesso parametro e fare attenzione alle incongruenze. Alle volte si trova per esempio che valori testati in laboratorio di germinazione di spore vanno dai 5 gradi ai 10 gradi, quindi ha un, come si dice, l'intervallo di confidenza è molto ampio, diciamo così, non mi viene il termine in italiano, scusate. 5, effettuare la ricerca per nome scientifico e non per nome comune. Ad esempio, la nostra cara benedetta cimice asiatica più temperatura, e non cimice marmorea e temperatura, altrimenti trovate magari dei risultati, li trovate anche, ma meno di quelli che ci sono. Una cosa che ho imparato è fare attenzione ai cambi di nome dei patogeni. So che i nostri amici micologi, ma anche gli entomologi si divertono, cambiano molto spesso il nome ai nostri funghi, ben amati funghi. Ad esempio la Septoria tritici adesso si chiama Zimoseptoria tritici.
Quindi attenzione, quando fate le ricerche, usate sia il nome vecchio che il nome nuovo. Il coleottero della colza, che si chiamava Melighetes aneus, adesso si chiama Brassicoghetes aneus. Quindi cerchiamo anche di tenerci un pochino aggiornati per quello che riguarda la nomenclatura. Numero 7. Non è detto che anche pubblicazioni un po' datate non contengano informazioni interessanti. Quindi attenzione, perché ad esempio certi esperimenti di laboratorio si facevano soltanto quando si aveva molti fondi a disposizione, certe prove di campo con parecchi dati. Adesso queste prove non si possono più fare, perché semplicemente mancano i soldi, in poche parole. Quindi a volte le pubblicazioni più vecchie sono le più interessanti. Attenzione però, viceversa, se i dati sono specifici su cultivar o attenzione o varietà, attenzione ai dati troppo vecchi, perché la varietà potrebbero non essere più in uso, quindi i dati potrebbero essere non giusti. Punto numero 9. Non pretendere di trovare tutto ciò che serve in letteratura, alle volte bisogna un po' accontentarsi. E quindi di conseguenza viene il punto 10, che la fantasia è più importante della ricerca, in senso stretto, come diceva un certo signor Albert Einstein. Questo è il decalogo. Adesso i più due. I più due sono, il primo è un motto che mi ha detto il mio professore di matematica alle scuole medie. E dice così, scusate, un po' brutto, un po' brutale, ma dice così: la radice quadrata della m è uguale alla m, così come il suo reciproco. Cosa vuol dire? Se i dati da cui parto non sono corretti, posso trasformarli finché voglio, otterrò sempre una cosa non corretta. Quindi di fatto fate attenzione sempre a partire da una base dati molto buona, per altrimenti ci si ritrova nella M, come dice. E un altro motto, invece me l'ha sempre detto il mio professore di agronomia alla scuola superiore, io sono orgogliosamente perito agrario, e lui diceva: mai dimenticare il BSA. Il BSA, lui per il buon senso agrario. Quindi quando facciamo un modello, quando parliamo di modelli, facciamo attenzione a fare sì un modello ben fatto, ma attenzione, perché poi dopo l'utente finale ci deve capire qualcosa. E io stesso, che magari vado a cercare di interpretare un modello, ci devo capire qualcosa. Quindi posso fare magari un super modello in cui ho 3000 parametri dentro che mi prevede tutto, ma se poi l'output non è capibile, tanto vale. Quindi BSA, buon senso agrario. Piccolo excursus nel tempo, torniamo ai giorni nostri, torniamo nella nostra banalissima metropolitana e andiamo a fare un giro, un excursus sui modelli, i primi, per i patogeni fungini. Siccome approfondiremo molto di più la parte relativa agli insetti, questa la facciamo un po' così en passant, però un'infarinatura comunque ve la devo dare, perché fa parte comunque di tutto il discorso che riguarda i modelli. Si parte sempre comunque dalla famosa analisi del sistema. Vi ricordate cos'è l'analisi del sistema? Sicuramente sì, e questo robaccia qui, la mappa della metropolitana di Mosca. E da questo grafico, in cui noi abbiamo fatto, appunto, teorizzato un modello per una malattia di una pianta, abbiamo tutto ciò che ci serve. Dobbiamo soltanto, appunto, cercare, come vi dicevo prima, il BSA, di capire ci serve veramente tutto, perché qui fa tutto questo è un modello completo. Ma io ho interesse a sapere tutto quanto, o mi interessano piccoli determinati pezzi del modello, mi interessano solo alcune parti, perché è lì che poi devo andare a fare il mio intervento in quanto agricoltore e consigliarlo in quanto tecnico. Ad esempio, partiamo dalla prima scatola su in alto, che è la più complessa da un certo punto di vista, anche la più affascinante, perché è dentro questa nuvoletta e si chiama inoculo.
Allora, innanzitutto l'inoculo, che cos'è l'inoculo? Dalla definizione è l'insieme di propaguli o elementi infettivi in grado di provocare un'infezione su un ospite specifico. Quindi l'inoculo è un insieme di propaguli che noi chiameremo spore nel caso dei funghi. Abbiamo due tipi di inoculo, abbiamo diversi, però li possiamo classificare in due tipi. Primario, che appunto, come dice la parola, genera le prime infezioni, che di solito è quello che sopravvive alla stagione invernale. E nelle malattie monocicliche l'inoculo primario è l'unica fonte. Vi ricordate? La malattia monociclica è quella che viene interpretata bene dalla curva monomolecolare, quella che sale e poi rimane costante perché finisce l'inoculo. Praticamente di fatto l'inoculo dipende, lo sviluppo della malattia dipende soltanto da questa massa primaria di spore che sopravvive. Poi abbiamo l'inoculo secondario, invece, che nelle malattie policicliche è quello prodotto per sporulazione al termine di ogni ciclo infettivo. Quindi ciclo infettivo, germinazione, penetrazione, sviluppo, fuoriuscita delle spore secondarie, delle spore secondarie. Di solito, quando abbiamo un policiclico, a volte ha tutti e due i cicli, cioè ha un ciclo primario perché sopravvive magari come ascospore e poi però durante la stagione normale, siccome i funghi non sono organismi stupidi, e per fare delle spore resistenti invernali ci vuole più energia, dicono perché io mi devo preoccupare di fare delle ascospore dell'estate? Io faccio dei conidi, che sono delle semplici spore, e quando sarà il momento penserò a prepararmi le spore invernali. Quindi il ciclo secondario è sostenuto dai conidi. L'inoculo è difficile da misurare e da quantificare, perché è chiaro, no? Pensate per esempio a un fusarium che sopravvive sulle stoppie di mais. Come faccio io ad andare a quantificare quanto inoculo ho disponibile? È impossibile. Posso magari provarci, ma diventa difficile. Tuttavia ci si può provare. Ad esempio, pensiamo a una malattia che penso conoscete tutti, la ticchiatura del melo. Ci sono infinite ricerche, studi di letteratura sulla ticchiatura del melo e cosa succede? Si può cercare di stimare la maturazione delle ascospore, quindi poi il successivo volo delle ascospore di ticchiolatura del melo in base all'andamento termico, quindi a una sommatoria termica. Qui vediamo questi punti sono i dati e vengono interpolati con una funzione, in questo caso anche qui sarà probabilmente una logistica perché da Dury-McCarty, e questa praticamente è la funzione che poi diventa il modello. Quindi di fatto possiamo, siccome le ascospore sono le spore che inducono le infezioni primarie, quindi quelle che sono più importanti perché sono il punto di partenza della nostra malattia, possiamo cercare di capire quando c'è la maggior parte di spore presenti in base ad una sommatoria termica e in quel modo lì sappiamo che possiamo essere a questo livello, quindi poche spore saranno presenti, oppure a questo livello, quindi molte spore saranno presenti, oppure qui è vero che qui siamo al 100% di spore, però cosa vuol dire? Qui parliamo di inoculo primario, quindi siamo alla fine della disponibilità dell'inoculo primario. E non è il punto più pericoloso, è il punto dove finisce l'inoculo primario.
Il punto più pericoloso in realtà potrebbe essere ovunque, perché cosa succede? Le ascospore rimangono chiuse dentro gli pseudoteci, maturano e quando sono mature vengono eiettate soltanto se c'è una cosiddetta pioggia infettante. Quindi cosa succede? Se io mi trovo a questo punto della curva, 25%, e non ho mai piovuto prima, io qui ho a disposizione il 25% di spore totali del mio inoculo. Se andiamo avanti e io mi trovo qui e non ho mai piovuto, io devo fare la differenza tra il 25 e il 55, avrò il 30% di spore disponibili. Quindi diventa una scaletta. Se io vado a metterci dentro, per esempio, come miglioramento, in questo caso il modello, vado a metterci dentro una funzione che mi dice sommami le spore fino a che non arriva la pioggia. Quello per il periodo secco. E le spore rimangono lì tranquille ad aspettare. Appena piove le spore vengono sparate fuori. E quindi ci sarà l'infezione. Ci sarà la presenza delle spore nell'aria. Ovviamente è chiaro che ci riferiamo sempre e comunque a un valore in percentuale, perché se andiamo a vedere anche i dati, probabilmente li avete magari anche visti, dei captaspore dei vetrini, voi troverete che abbiamo dei valori che sono incredibilmente bassi o incredibilmente alti. Io ho trovato dei vetrini con 3 o 4 spore e dei vetrini con 1 milione di spore. Quindi sono delle cose che in effetti diventa difficilissimo andare a costruire. Quindi l'inoculo, diciamo, si può provare a stimare in questo modo, ce ne sono anche tanti altri, oppure un altro sistema, il BSA, ricordate, la stima con alcuni criteri agronomici. Questa è una cosa molto importante perché è una cosa che potete farvi anche voi magari per le vostre colture, per sapere un pochettino dove vi trovate, insomma, qual è la vostra, classificare un pochettino le vostre regioni. Ecco, vediamo. Per esempio, prendiamo il primo fattore, prevalenza della coltura nell'area geografica. Prendiamo un'area, di solito quando io mi riferisco all'area geografica mi riferivo ad una stazione meteorologica, quando c'erano solo le stazioni disponibili, quindi a un raggio intorno a una stazione meteorologica di più o meno 5 km, 5 km, sì, 5 km. Quindi di fatto vado a fare una classificazione molto fine, perché nell'area vado a vedere la mia coltura, per esempio il frumento, in che percentuale è presente. Avremo una percentuale alta, medio bassa o bassa, 4 punti. E poi derivo da questa percentuale un rischio. Perché una percentuale elevata di frumento in una determinata zona ha un rischio elevato di malattia? Semplicemente perché più frumento c'è, più malattia c'è, più inoculo ci sarà disponibile, perché la coltura è semplicemente tanta, parecchia. Se io ho un campo di barbabietola in mezzo a 3.000 ettari di vigneto, quel campo di barbabietola non vedrà mai la cercospora perché non ci sono altri campi di barbabietole vicini. La rotazione, questo è un altro parametro molto interessante che anche questo qui ha una grossa influenza sull'inocolo, soprattutto sul primario. Quindi possiamo avere, anche qui ho fatto tre categorie. La monocoltura, 1-3 anni, maggiore di 3 anni, quindi rischio elevato. La monocoltura è ovvio, anno dopo anno, cereale su cereale, per esempio. 1-3 anni rischio medio, maggiore di 3 anni rischio basso. Attenzione che questo non vale solo per i patogeni fungini, in particolare la rotazione. Abbiamo un esempio straordinario che è la diabrotica del mais, che quando è arrivata ha provocato danni a non finire, tutti preoccupati di fare trattamenti destra e manca, poi si è scoperto semplicemente che facendo una rotazione di 3 anni la diabrotica sparisce, perché è un insetto che vola poco, probabilmente non ha neanche le molto elevate capacità di ritrovare il mais dopo lo svernamento
quindi basta una rotazione di 3 anni e il terreno si ripulisce praticamente. Quindi vale questo discorso qui di questi fattori agronomici, vale anche per gli insetti, non solo per i funghi. Un altro parametro importante, per esempio, la lavorazione del terreno. Sì o no? È chiaro che se io lavoro il terreno avrò un rischio di inoculo basso perché, per esempio, vado a interrare le stoppie, quindi di fatto il fungo che sopravvive saprofiticamente sulle stoppie ovviamente si ritrova sotterrato e di fatto sopravviverà meno che quando si trova ad una profondità o addirittura sulla superficie del campo. Se io non lavoro, ovviamente avrò un rischio elevato di presenza di inoculo. Provate a trovare degli altri fattori, perché producete davvero, fatevi questa tabella, perché è una cosa che poi aiuta, per esempio, a capire o a fare anche, creare appunto delle zone di rischio. Dire, in questa zona, per esempio, io avrò più rischio di malattie del mais perché ho parecchio mais, oppure ho parecchio frumento. Una cosa che mi viene in mente adesso che non ho scritto, per esempio, l'irrigazione. L'irrigazione è un altro fattore che ha una grossa influenza, non solo sull'inoculo primario, ma anche sul dopo, dell'andamento della malattia. Perché cosa succede? Quando si fa l'irrigazione, io creo un microclima all'interno delle piante. Quindi di fatto un clima più favorevole, per esempio, alle infezioni. Oppure viceversa, quando faccio un'irrigazione e ho degli insetti che lavorano sulla superficie sopra, sulla parte superiore, sulla parte superiore delle foglie, l'irrigazione può disturbarli, può farli cadere per terra e magari non riescono più a ritornare. Però sono tutte cose, non campate per aria assolutamente, però tutte cose che possono avere un'influenza. Un'altra cosa che mi viene in mente anche adesso, per esempio, la rete antigrandine. Anche la rete antigrandine, quando è tirata, quando è alta e tenuta, ha un'influenza sul microclima. Quindi si modifica la bagnatura fogliare, si modifica l'umidità, si modifica la temperatura. Rete bianca, rete nera. Vedete che man mano che pensate a determinati fattori agronomici vi vengono in mente tutte le cose che potrebbero avere un'influenza sullo sviluppo del futuro della malattia. Quindi diciamo che questa stima con i criteri agronomici è una stima indiretta del potenziale di inoculo. Quindi io do dei valori a questo rischio e poi posso con una formuletta molto semplice calcolarmi quale rischio ho nella mia zona. Quindi l'inoculo. In realtà è possibile ancora andare avanti con l'inoculo. Io parlerei delle ore dell'inoculo perché è un po' un mio pallino. Tant'è vero che sto studiando una possibile relazione tra la degradazione della sostanza organica del terreno e appunto l'inoculo, ma sono ancora un po' indietro, non sono ancora abbastanza preparato, non ho ancora risultati da farvi vedere. Comunque l'inoculo è, diciamo, la parte più affascinante di tutto questo sistema perché se io conosco l'inoculo, di conseguenza, voi vedete, è il punto di partenza di tutti i modelli. Se io conoscessi la quantità o riuscissi a fare veramente una cosa che mi dice il tuo inoculo, anziché una nuvoletta, diventa una scatolina, a quel punto lì io posso creare, non dico il modello perfetto, però insomma fare già dei grossi passi avanti. Andiamo avanti. L'inoculo quindi è la cosa che potrebbe interessarci già solo per creare un'area di rischio e quindi abbiamo già fatto un pre-modello, diciamo. Andiamo avanti e diciamo, cosa mi interessa poi oltretutto? La prima cosa che può interessarmi sicuramente sono i sintomi. Cioè, quando compare la malattia, quando arriva, questa è la cosa che probabilmente mi interessa di più perché io devo avere una reazione abbastanza veloce alla comparsa della malattia. Quindi la prima cosa che mi interesserà sarà la prima comparsa che qui è indicata con questo AFAV, che è AFAV, come l'avevo chiamata qui, area fogliare visibile.
perché io i sintomi li vedo chiaramente. La malattia c'è già, perché se c'è un sintomo vuol dire che cosa è successo? La spora è arrivata sull'area fogliare disponibile, sull'area verde, è germinata, ha prodotto un appressorio, è penetrata col micelio, si è sviluppato il micelio, è diventato latente e adesso è visibile. Quindi è già trascorso il periodo di latenza. No, scusate, il periodo di incubazione, perché l'incubazione va dall'infezione alla comparsa dei sintomi. Quindi è già trascorso il periodo di incubazione. Quindi di fatto per alcune malattie, quando io vedo il sintomo, in realtà la malattia c'è già, perché vuol dire che è stata infettata X giorni prima. Quindi mi interessa la comparsa della malattia. La comparsa della malattia da cosa dipende? Anche qua possiamo provare a fare un po' di teorie, un po' di giochini. Prima comparsa. Allora, prima comparsa, come dicevamo, appunto, è la spora che atterra sulla superficie della foglia, germina, forma un appressorio, penetra all'interno del tessuto fogliare, cresce il micelio e compaiono i sintomi. Quindi quello che, che interessa a me è appunto la comparsa dei sintomi. La sporulazione alle volte avviene subito, per esempio quando andiamo a pensare a un fungo tipo la ruggine bruna o le ruggini del frumento, quando noi vediamo la pustula, di fatto il sintomo è già una superficie sporulante, perché la pustula è già, ha già le uredospore. Quindi di fatto non c'è grossa differenza tra il periodo di incubazione e il periodo di latenza. In realtà, se noi pensiamo ad altri patogeni, tipo per esempio la septoriosi del frumento, quando compaiono i sintomi, la latenza è già, quando viene infettata, poi c'è un periodo di latenza molto molto lungo e dopo compaiono i sintomi della malattia. Quindi in quel caso lì, quando io vado poi a parlare di un modello del tipo della septoriosi, andrò a basarmi in realtà sul fare una previsione della possibile infezione e del periodo di latenza, perché in quel caso lì, avendo una latenza molto lunga, io posso anche trascurare fino a, adesso prove che abbiamo fatto, se non vorrei dire una castroneria, ma fino al 30% del periodo di latenza trascorso, e poi posso intervenire con un fungicida anche sistemico e mi blocca ancora molto bene la malattia. Quindi non ho bisogno di intervenire proprio subito appena la probabilità di infezione si è verificata. Quindi la comparsa. Come possiamo, un modello molto semplice per prevedere la comparsa della malattia, per esempio, è usare anche qui le sommatorie termiche. Allora, un modello molto semplice è quello fatto con la sommatoria termica. Allora, vi dicevo appunto, raccolta dei dati di temperatura, si fa la somma dal 1° di gennaio della temperatura, di tutti i valori con una base di 5 gradi, perché è il minimo di sviluppo della cercospora della barbabietola, e cosa si trova? Praticamente una relazione di questo tipo. Cioè in base alla sommatoria termica raggiunta noi abbiamo una probabilità di infezione. Qui l'avevamo chiamata i campi infetti perché ci riferivamo appunto ad una regione intorno ad una stazione meteorologica, e quindi quando abbiamo una somma a partire dal 1° gennaio, tolti i 5 gradi di base, che arriva a più o meno 1100 gradi di giorno, probabilmente se noi andiamo a controllare i campi intorno a una stazione meteorologica troveremo il primo campo con i sintomi, cioè le prime piante con i sintomi. E di qua in avanti chiaramente, fino ad arrivare ad una sommatoria termica oltre il 1500 gradi giorno in cui tutti i campi sono infetti, quindi la comparsa della malattia si è, come si dice, stabilizzata.
In realtà questo modello poi è stato modificato perché non c'è solo la temperatura, c'è anche la somma dell'umidità relativa, perché la cercospora ha bisogno di parecchia umidità perché le spore germinano e poi continuano il processo infettivo, quindi c'è un'altra funzione molto simile a questa qua, che riguarda l'umidità relativa. In realtà questa funzione a un certo punto si sdoppia e va a calcolare se siamo in un anno umido o in un anno secco. Se siamo in un anno umido anticipa la comparsa, perché vuol dire più umidità facilita la germinazione delle spore. Se siamo in un anno secco, ovviamente la comparsa verrà un attimino posticipata. Questo modello appunto è il modello più semplice in cui possiamo fare prevedere la comparsa della malattia in base alla sommatoria delle temperature. In realtà questo modello si può usare in due differenti modi. In quella che si chiama cosiddetta prognosi positiva, che è questa qua, cioè parto dalla comparsa della malattia e vado in avanti, oppure si può usare con la cosiddetta prognosi negativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che io a un certo punto vado a calcolare con la mia sommatoria termica quanto manca alla prima comparsa, cioè i famosi 1100 gradi giorno o 1000 e qualcosa. E quindi vediamo che praticamente se io parto ovviamente dalla base del 1° gennaio, avrò chiaramente delle percentuali ovviamente molto grandi e poi piano piano mi avvicinerò. Quando siamo a 1000 gradi siamo al 55%, quando siamo, scusate, sì, a 1000 gradi 55%, quando siamo a più o meno 1060 gradi saremo intorno al 10%, cioè vuol dire che praticamente mi manca il 10% di temperatura, di sommatoria di temperatura per arrivare alla prima comparsa. Quindi si potrebbe usare questo modello anche in questo modo qua, cioè anziché andare a prevedere la comparsa, cioè quando i sintomi sono già sulle piante, andare a prevedere un attimino prima e quindi in modo da avere il tempo per organizzare per esempio determinati rilievi in determinate zone particolarmente suscettibili. Questa è appunto la comparsa. Questa cosa possiamo fare per esempio con gli insetti naturalmente anche, perché anche gli insetti, essendo soprattutto gli insetti regolati con la temperatura, le sommatorie termiche sono poi quelle che alla fine interpretano meglio la loro biologia. Abbiamo visto appunto l'inoculo, la prima comparsa. Cosa ci può ancora interessare della malattia? Allora, inoculo, prima comparsa, ovviamente ci interessa chiaramente quando avviene l'infezione. Quindi vedete che siamo ancora praticamente molto in alto nel nostro schema, cioè non abbiamo ancora fatto tutto lo schema completo, perché, come vi ripeto, a volte ci interessa di più sapere determinate, è ovvio che è chiaro al modellista, al ricercatore interessa tutto ovviamente, ma all'agricoltore, al tecnico può interessare veramente alcune parti che davvero sono quelle parti decisive, che sono quelle che ci permettono poi di intervenire e ridurre il rischio successivo. Quindi quello che ci interessa dopo la comparsa della malattia sarà la probabilità di infezione, ovvero quando davvero ci sono quando è possibile per la prima volta durante la stagione che il mio fungo possa infettare la pianta. Quindi abbiamo questi 3 tassi. Vediamo un po' un attimino uno schema con una fotografia. Questa è, io l'ho chiamato il vero tasso di infezione, poi capiremo anche perché. Questa è sempre la ruggine bruna, in questo caso del frumento. Queste sono le euredospore, vedete cosa succede? Le euredospore germinano, poi producono un tubetto germinativo che alle volte è molto molto lungo, arrivano a uno stoma, producono un appressorio e penetrano e si ancorano attraverso una vesicola sottostomatica. Quindi i processi, se vogliamo ragionare in termini di tassi, saranno questi qua. Avremo un tasso di germinazione, un tasso di sviluppo del tubetto germinativo
e un tasso di formazione dell'appressorio. In realtà quando l'appressorio è formato, lo stoma è già deformato, quindi non ci interessa più la vescicola sottostomatica, ci interessa ovviamente l'infezione, la consideriamo riuscita quando l'appressorio si è formato. E qui torniamo al discorso che facevamo prima, nel nostro viaggio nel tempo. Dove troviamo tutti questi dati? Ci saranno dei dati in letteratura disponibili? A questo punto, se io vado a parlarvi di titiolatura del melo, se vado a parlarvi di un altro tipo di malattia molto diffusa, è ovvio, di peronospora della vite, per esempio, voi trovate delle enciclopedie di dati, perché ci sono davvero, si è studiato di tutto e di più, quindi di dati ce ne sono una marea, e alle volte, appunto, come vi dicevo, bisogna stare attenti perché tante volte sono un po' contraddittori. Comunque, per esempio, sulla ruggine bruna del grano c'è un lavoro interessante di questi signori, del signor Eversmeyer, Kramer, Hassan, del 1988, in cui davvero loro hanno studiato tutti questi processi, chiamiamoli, sì, parti delle parti del processo infettivo. Ad esempio, la prima è la germinazione delle spore, anche questa fatta a temperatura costante di 12, 14, 18 e 20 gradi, con diversi periodi di bagnatura fogliare, sempre in vivo e in camera climatica. E vedete qua la percentuale di spore. Poi loro cosa hanno fatto? Sono andati avanti e hanno calcolato e hanno monitorato anche la formazione degli appressori, cioè hanno tralasciato il tubetto germinativo e sono andati a vedere quando formano gli appressori. Vedete che il grafico è simile, ma è un po' diverso all'altro, cioè vuol dire che le spore germinano, ma non tutte le spore che germinano poi riescono a produrre un appressorio. Quindi di fatto, se noi andiamo a fare un modello solo con la germinazione delle spore, in realtà commettiamo un piccolo errore, perché non tutte le spore che germinano riescono a produrre un'infezione. Questo è sempre lo stesso lavoro. Allora cosa si fa? Ovviamente creiamo un modello. In questo caso, l'abbiamo visto prima, sarà un modello che coinvolge due parametri, la temperatura da una parte e la bagnatura fogliare dall'altra. Quindi avremo un tipo di relazione a una superficie risposta. Quindi il tasso della bagnatura fogliare sarà modellato, l'abbiamo visto bene perché nel grafico si vede bene, se è una curva sigmoide o quasi simil-sigmoide, quindi la interpoliamo con una curva di Chapman, quindi vediamo qui la sua bella formuletta, e il tasso della... andremo a sostituire il famoso y-opt, l'ottimale della bagnatura fogliare, col tasso della temperatura, perché è quello che viene regolato dall'altra parte, cioè la campana. Facendo ruotare il grafico viene fuori la campana che è la dipendenza dalla temperatura. Quindi alla fine avremo che il tasso della temperatura è interpolato con una funzione beta complessa e il tasso finale sarà tutto questo pappardella di roba. Effetto temperatura per effetto bagnatura fogliare. Andiamo a vedere, i dati sono sempre quelli di questo lavoro qua, andiamo a vedere un pochettino un attimo la tabella e vediamo che la germinazione è risulta abbastanza ben interpolata, salvo che per il parametro n nella formula della temperatura, nella formula beta. Adesso vediamo il perché. E invece gli appressori hanno tutti i valori, sono significativi, quindi le formule interpolano abbastanza bene i dati. Vedete che praticamente i coefficienti di determinazione non sono elevatissimi, però insomma, quando arriviamo già a delle quote di 0,8 è già una buona interpolazione. Cerchiamo di spiegare perché l'N è non significativo. Eccolo qua. Se noi andiamo a vedere il grafico della germinazione, che è quello alla mia
sinistra, quindi nello schermo, sì, nello schermo che dovreste avere di fronte alla sinistra, vedete che cosa succede? Che praticamente mancano le temperature minime. Vedete che qua i dati si fermano, praticamente lui ha fatto gli esperimenti a 12 gradi e dall'altra parte manca le temperature massime, si ferma a 20 gradi. Quindi vedete che se io interpolo i dati solo in questa forma qua, cosa succede? Che la mia funzione è ovvio che funzionerà solo, funziona per tutti i valori, ma statisticamente è solo interpolata con questi valori. Quindi il parametro n, che è quello che, se ricordate bene, in una beta è quello che determina l'ampiezza, la forma della campana, in questo caso non forma una campana. Vedete che praticamente rimane quasi piatto. È per quello che il parametro viene calcolato, ovviamente, perché la campana, se io faccio andare la formula, funziona, perché ovviamente viene giù, quindi la campana me la crea. E come? Però non è significativo perché la variazione tra questi dati qua della figura è minima, quindi diventa non significativo. Il discorso contrario invece lo vediamo per la formazione degli appressori, in cui vedete che praticamente si vede molto bene la sigmoide, in questo caso, vedete come sale proprio a S, che è la dipendenza dalla bagnatura fogliare. E dall'altra parte vediamo molto bene anche la beta, la campana, perché qui a 12 gradi chiaramente la formazione degli appressori è molto limitata rispetto a quello che è, per esempio, a una temperatura ottimale intorno ai 16 gradi. Come vediamo anche qua, la germinazione, per esempio, non ha come fattore limitante la bagnatura fogliare, perché da 2 ore di bagnatura fogliare noi abbiamo già le prime germinazioni. Quindi di fatto bastano 2 ore di bagnatura perché le spore germinino. Però cosa succede dopo? Gli appressori in realtà a 2 ore di bagnatura fogliare non vengono formati. Ce ne vogliono almeno 4 o 5. Quindi vedete, cominciamo a capire che nella combinazione di questi fattori c'è comunque sempre un fattore limitante, se non è uno è l'altro. Quindi di fatto un processo influisce sull'altro processo. Quindi germinazione e appressori che ci salutano così, e abbiamo fatto l'animazione al contrario. Vabbè. E quindi veniamo un attimino a vedere come collego due tassi in uno solo, cioè due tassi, come collego anche due variabili in una sola variabile o due parametri in una sola, cioè come combino questa cosa qui, appressori e germinazione. Prendiamo due fattori che hanno influenza su una variabile e li chiamiamo RT e RLF, da combinare in un unico fattore che si chiamerà RTLF. Io qui mi sono accorto che ho fatto una stupidata, perché RT è chiaramente è il tasso della temperatura, e poi volevo scrivere bagnatura fogliare e ho fatto un incrocio tra leaf wetness e bagnatura fogliare e mi è venuto fuori LF. Vabbè, abbiate pazienza. Quindi combiniamo in questo fattore RTLF. Allora, si può usare la legge del fattore limitante, che è praticamente quella più ovvia. Si sceglie il minimo tra i due valori. Quindi, nel caso per esempio abbiamo visto l'ora di bagnatura sono il fattore che limita la formazione degli appressori, quindi a quel punto lì elimino tutti i valori che al di sotto delle 2 ore di bagnatura fogliare, anche se ho il 100% di germinazione, non produrranno infezione perché non producono gli appressori. Quindi se RT è minore di RLF, l'effetto limitante è T, quindi RTLF uguale RT. Se il contrario, ovviamente il fattore è quell'altro. Oppure possiamo applicare la media, quindi prendiamo semplicemente i due fattori calcolati e li dividiamo per 2, che di fatto è la cosa che viene subito da pensare, no? Faccio una media e più o meno equilibro gli errori da uno e dall'altro. Oppure posso applicare una piccola distribuzione di probabilità, cioè faccio la somma dei due fattori meno la loro moltiplicazione. Questo è interessante perché ti dà un peso praticamente dei due fattori. Vediamo un esempio così chiarisce subito il significato.
Per esempio, se RT uguale a 0,5 e RLF uguale a 0,7. Se io faccio il minimo, ovviamente considererò 0,5. Se faccio la media, ottengo uno 0,6. Se faccio la probabilità, ottengo uno 0,85. Perché questo? E perché potrebbe essere corretto? Perché praticamente facendo la distribuzione di questa piccola distribuzione di probabilità, lui ovviamente va a pesare lo 0,5 e lo 0,7 come potrebbero essere in realtà. E quindi gli dice, se tu hai uno 0,5 e uno 0,7, probabilmente tu hai uno 0,85. Perché appunto la probabilità, la matematica ti dice questo. E di fatto anche biologicamente forse questa è l'interpretazione più corretta. Non dico più corretta, però in un certo qual senso abbastanza corretta del dato biologico. È ovvio che in alcuni casi usare questa probabilità alle volte diventa un pochettino viene sovrastimato un pochettino il tasso per esempio un tasso di infezione viene un pochettino sovrastimato. Bisogna fare delle prove a questo punto, ovviamente avendo a disposizione poi i dati per la validazione si vede un pochettino, si fa quello che si chiama l'analisi di sensitività del modello, quindi si prova a far girare il modello con parametri diversi. C'è ancora una cosa che possiamo fare in questo caso, quando noi non abbiamo a disposizione questi dati. Come possiamo fare? In realtà dobbiamo trovare un qualcosa che come si dice, mi condensi i tre tassi di infezione in uno solo, che chiameremo probabilità di infezione. Come possiamo fare? In realtà è più facile di quello che si possa credere, perché a questo punto i dati sicuramente li troviamo, perché abbiamo la possibilità di analizzare un attimino il processo in dettaglio. L'abbiamo già fatto, facciamolo ancora una volta. Quello che ci interessa appunto è questa cosa qui, la famosa comparsa dei sintomi. Qui finisce praticamente il processo infettivo con la sporulazione. Più avanti con la sporulazione, però quello che ci interessa fin qua è quando finisce la fase di latenza. Ma praticamente io ho bisogno davvero di tutti questi tassi. A questo punto, quando una spora germina e penetra nella foglia e poi compare un sintomo, vuol dire che l'infezione ha avuto successo. Quindi mi interessa sapere quante spore sono germinate, quanto è formato un appressore, quanto il micelio è cresciuto. Mi interessa sapere la spora ha germinato, sì, e ha prodotto un'infezione. Quindi cosa possiamo fare? Magari con delle prove in camera climatica andiamo a prendere scusate il tedesco, ve lo traduco, inoculiamo delle piante di frumento, per esempio, in questo caso con ruggine bruna allo stadio di 2 foglie, le incubiamo con delle buste in cui c'è bagnatura fogliare, quindi l'umidità relativa è sul 100%, 5 temperature, e alla fine cosa andiamo a contare? Quando le nostre piantine, quando la malattia compare, contiamo semplicemente il numero di lesioni, in questo caso il numero di pustole. Perché cos'è il numero di pustole? Di fatto sono il numero di infezioni che ha avuto successo. Quindi il riassunto di tutto il processo infettivo. Quindi la lesione è il riassunto della germinazione, tubetto germinativo, produzione appressorio, penetrazione, eccetera, eccetera. Quindi la germinazione, il sintomo vuol dire che la malattia ha avuto successo, l'infezione ha avuto successo. Quindi noi possiamo fare una cosa di questo genere, andiamo a calcolarci come abbiamo fatto prima, con tutte le curve possibili e immaginabili, la probabilità di infezione espressa come numero, per esempio, come numero di pustole, numero di lesioni, e con quella formula, vedete qui praticamente abbiamo riassunto 3 tassi in uno solo,
E quindi anche qui scavalchiamo il problema di combinare poi i tassi con le diverse opzioni che vedevamo prima. Quindi di fatto la probabilità di infezione della ruggine bruna non mi ricordo più se sul frumento o su segala, comunque non ha una relativa importanza in questo momento, dipende da una curva sigmoide, si vede molto bene, e da una curva a campana, e si vede anche molto bene che il fattore limitante molto nella parte bassa è la temperatura, perché abbiamo bisogno come minimo 6-7 gradi, quasi 10 per avere una produzione di sintomi. È ovvio che le spore germineranno anche prima, gli appressori magari si producono anche prima, però poi dopo non vanno avanti. Vedete che la bagnatura fogliare ha un limite tra le 4 e le 5 ore, quindi di fatto il valore della formazione della pressoia non era poi così sbagliato. Quindi di fatto abbiamo riassunto una probabilità di infezione in un solo, cioè abbiamo riassunto tre tassi in un solo grafico, in un solo tasso. Io vi chiedo scusa, ma purtroppo non sono molto in forma, vorrei terminare qua. Tranquillo Paolo. Mi spiace, ma cercheremo di recuperare poi la prossima volta, perché vorrei spiegarvi le cose bene e in questo momento purtroppo non mi sento in grado di farlo. Vi chiedo scusa anche con i problemi di connessione. Se avete comunque delle domande, fatele pure, quelle su questa parte qua posso comunque rispondervi senza problemi. Paolo. Perfetto, ci sono delle domande, qualcosa, curiosità, poi le riprenderemo poi più avanti. Sì, io non ho ben capito una cosa. Sì. La funzione tempo, cioè il parametro tempo, che ognuno di quei grafici lì riguarda un momento preciso, oppure quando leggo invece bagnatura fogliare ore si intende le ore che sono passate di bagnatura fogliare, o è già quello il tempo? Esatto, cioè praticamente le ore di bagnatura e il tempo trascorso. Cioè io vado a prendere dei dati meteorologici, aspetta un attimo, magari proviamo a fare, no, non questo, volevo vedere se riesco a trovarvi un file con dei dati meteo in cui ci sono qualche calcolo. Allora, qua. Prendiamo questo qua. Ho preso il file più pesante che ho, incredibile. Quindi infatti non me l'ho aperto, ma che caspita. Ah, quando uno cerca le cose poi non le trova mai. Allora, facciamo così. Sei sempre collegato, vero? Sì. Io sono collegato. Ok, perfetto. Mi sentite? Sì, benissimo, anche ogni tanto ho paura che si blocchi, allora. Anch'io. Allora, un attimo solo, adesso vi condivido di nuovo lo schermo così. Eccolo qua. Allora, questo è praticamente
un file top secret in cui ho tutti i miei calcoli che riguardano i dati meteorologici. Innanzitutto vedete qua sono dati orari, poi faccio un po' di calcoli, vado a calcolarmi il deficit di pressione di vapore a bagnatura fogliare e i dati, così ho tutti i dati modificati. Poi vado a calcolare, eccoli qua, i dati della bagnatura, e vedete che qui praticamente cosa succede? C'è un periodo di bagnatura che comincia solo quando c'è una pioggia. Quindi quando c'è uno vuol dire che a quest'ora è piovuto e poi va avanti e calcola il periodo di bagnatura. Oppure, ovviamente, dall'altra parte c'è il periodo secco. Temperatura media nel periodo di bagnatura, l'umidità normale e così via. Cioè praticamente la bagnatura fogliare è calcolata in periodi. Quindi di fatto nel grafico della ruggine il massimo di infezioni io ce l'ho a 24 ore di bagnatura. Quindi qua io andrò avanti, se va più avanti, ovviamente se va più avanti delle 24 ore, chiaramente la bagnatura non è più un fattore limitante. Questo però succede, o questi periodi di bagnatura lunghissimi, succede a gennaio, o succedeva a gennaio. Quando qui succede, qui il sole, sono mesi che non vediamo, un mese che non vedo il sole. Quindi vedete che qui la bagnatura va molto molto avanti, ovviamente non c'è la temperatura per andare avanti con la malattia. Quindi di fatto il tempo, la variabile tempo in questo caso è il valore di bagnatura fogliare, cioè il periodo di bagnatura fogliare. Grazie. Poi c'è un'altra domanda che dice: per costruire modelli su quale programma software si appoggia? Mi scrive Python, MATLAB, Giulia, io non conosco, quindi... Un foglio di carta e una matita. Infatti ho visto che c'è un file in Excel. Faccio quasi ormai, allora all'inizio facevo un po' con Visual Basic degli algoritmi, poi adesso in questo momento faccio quasi tutto su Excel, i calcoli delle funzioni me li faccio, uso un programma di statistica quando sono più complesse che si chiama Sigmaplot. E per il resto sì, poi per il resto per carità si può usare, ci sono parecchi diciamo, come si dice, software per modelli. Mi viene in mente il più famoso, forse quello che si chiama Model Maker, che è uno dei primi in assoluto. Poi c'è Stella, MATLAB si può usare. L'unico difetto che hanno è che allora Model Maker non è più stato aggiornato, quindi non penso sia neanche più in commercio. Gli altri hanno il difettuccio che sono un po' carini, nel senso che costano un tot. E anche per le pubbliche amministrazioni alle volte non ci sono molti soldini a disposizione per queste cose qua. E poi appunto mi trovo bene molto semplicemente con Excel, anche perché poi diventa anche immediato poi per chi ci deve mettere le mani dentro questo algoritmo e tirarci fuori un modello vero e proprio, perché è vero che io qui calcolo tutto, perché io inserisco per esempio i parametri del modello, in questa tabellina qua, poi vado a calcolarmi i valori orari di tutte le cose di cui ho bisogno. Questo per esempio è un modello che sto provando per la maculatura bruna del pero. Poi ovviamente faccio come si dice, dei riassunti giornalieri, e praticamente quello che poi deve fare l'informatico è andare e infilarsi qua dentro e tirare fuori l'input e l'output del modello in maniera informatica. Però mi trovo molto bene con i nostri ragazzi, con i nostri informatici, quindi diciamo non abbiamo grossi problemi. Un pochettino, qualche volta faccio qualcosa in Java anch'io, ma non più di tanto.